ho preparato questo mio breve intervento con la certezza che forse qui stasera l'assessore alla cultura della regione Sarda, non sbagliate, l'assessore non c'è, non è giustificato. E vabbè, no, allora spero almeno che non sono solo che il fischio non li vede. Non giustificare nessuno, siamo tentati, lottando ecco, non c'è nessuno, rappresentante, ci sono tanti alle sue o comunque non c'è nessuno. Perché? La legge sulla lingua da poco approvata, così com'è, a mio giudizio, è monca, troveada, lanza, così com'è, sempre a mio giudizio, la legge non risolve il problema principale nostro, il problema scolastico, il problema della scuola. Perciò avevo preparato per l'assessore assente 2 proposte. Le leggo. Prima, in tutte le scuole sarde, elementari, medie inferiori, medie superiori e vedremo anche all'università, ogni cattedra di lingua italiana deve essere integrata per legge, istituita per legge una cattedra di lingua sarda, occupata o da un docente bilingue, cioè di conosce tutte e 2 linguas, oppure, come in Valle d'Aosta, integrato da un docente a latere di lingua sarda. Punto e basta. Tutto questo farraginoso impianto di osservatori, di questioni, infatti ci si stanno buttando tutti a pesce morto per poter incassare questi famosi soldi, di questo si tratta, in tutta la sostanza, per dire se esiste la lingua sarda. Ma scusate, siamo 2000 anni, questo problema è già risolto, la lingua sarda esiste e non è studiata nelle scuole non si studia la lingua sarda, si studia la lingua latina, la lingua italiana. Perché so parlare l'italiano? Perché per 20 anni mi hanno imposto la lingua italiana, certo, 5 anni elementari, 8 anni alle scuole medie, 4 anni all'università e ne sono uscito fuori conoscendo l'italiano. La stessa operazione deve essere fatta per la lingua sarda, deve essere insegnata 5 anni elementari, 8 anni alle scuole medie, 4 anni all'università. Questo è il problema. La lingua è poi imposta per legge. All'Unità d'Italia nel 1862, con la legge Credaro viene imposta la lingua italiana, che è l'unica lingua ufficiale. Assieme si insegnano in Italia e in Sardegna tutte le altre lingue, tutte. Il latino, il greco, l'inglese, il francese, il tedesco. Pensate, a Cagliari si insegna anche la lingua araba in una scuola media. In nessuna scuola della Sardegna esiste una cattedra di lingua sarda. Non esiste, è tutto volontarismo. Gente che si offre anche, ma non esiste. Perciò questa proposta, guardate bene che questo io l'avevo già detto all'attuale assessore della cultura. Naturalmente è logico,
Cosa vuol dire? Se la legge impone l'istituzione della cattedra, vuol dire anche altro. Vuol dire cioè fare non solo la lingua sarda, ma la letteratura sarda che non è stata mai fatta e che esiste e che non è conosciuta. Seconda proposta. Nelle università sarde deve essere istituita la cattedra di storia della letteratura in lingua sarda, perché esistono in Sardegna università storia della letteratura italiana, ma se ne dimenticano. Non è storia della letteratura in lingua sarda, vuol dire che assieme alle opere di letteratura italiana si fanno anche letterature in lingua sarda. Badate bene che la lingua nostra è talmente lingua che non è considerata manco un dialetto. Magari si fa all'università Pascarella o che so io, Gallina o Goldoni o Porta o Belli, ma non si fa assolutamente la letteratura in lingua sarda, che esiste da 2000 anni, esiste. Naturalmente non è manco ricercata, ancora giace non ricercata. Dunque istituzione non della cattedra di letteratura italiana, certo facciamo parte dell'Italia finora, penso, dello Stato italiano, ma i professori universitari se ne dimenticano, magari fanno il Belli romano o il Porta milanese, ma non fanno nelle scuole, non lo fa. Esistono cattedre di lingua, sì, ma solo lingua. Esistono cattedre di lingua, ci sono due, ma non esiste una cattedra di storia della letteratura in lingua sarda. Questa è la seconda proposta. Guardate che queste proposte non hanno un significato politico. Proponendo queste cose non ho nessunissima intenzione di agitare il problema. Certo, il problema linguistico è sempre un problema politico, ma è un problema proprio scolastico, è un motivo scolastico, a livello scolastico. Anzi, spiegandomi meglio, e qui vorrei rubare un po' il mestiere all'amico Giulio Paolis, a livello ortografico. Perché? Come ti ha fatto Giovanni, non ha poggato finito. Cade uso, cantatore in due limbas. Un fabuladore de contos e de varie historias. E tanto. Come si scrive su Saz? Ecco perché per un momento interrompo il mestiere, poi vediamo. Come deve essere l'ortografia della lingua sarda? Voi capite che questo non è un problema politico, è un problema puramente scolastico. Io non posso imporre l'uso se non ho la matita blu. Devo insegnare a tutti i sardi su modo di scrivere su sardi. Sa maniera, infatti non lo comprendiamo pari vari, non perché ci siano lingue diverse, ma perché usiamo la trascrizione, il fonema, la trascrizione fonetica, non il grafema, la grafia. E chi dove si insegna questo? Solo alle scuole. Io anche in italiano, se devo scrivere la parola stasera, vado in vocabolario per vedere se si scrive con una S o con due S, perché pronunciandola ce ne metto due. A base del vocabolario, guardo il vocabolario. Dunque anche questo è un'imposizione, cercherò di dimostrarlo. 20 anni fa io ebbi una polemica con un Tio Anzeliero Dettori, buonanima, che è mosso, direttore dell'unico giornale che avevamo in lingua sarda, si spiglia. Forse l'avrete sentito nominare. Poco conosciuto, perché è molto più conosciuto un giornale Italiotta, l'Unione Sarda, che di Sarda non ha nulla, o la Nuova Sardegna, che di Sardegna non ha nulla. Dico, 20 anni fa ebbi una polemica col direttore dell'unica rivista che scriveva in Salimba de Mamma Mia, a proposito di come si doveva scrivere una parola sarda, e precisamente la parola orto. La parola orto. Tio Angelino, Angelo Dettori, figlio di Bonorva, dove dicono e scrivono oltu, soltu, a Bonorva dicono così. Io
sono un paese molto vicino a Bonorfa, anzi attaccato, confinante con Bonorfa, ma di diversa zona fonetica. E questa parola viene detta al mio paese, scritta ossu, sossu, con questa S aspirata, oltre Bonorfese. A Noghedo, a 2 passi attaccato, si dice sossu. Detta e scritta così. E ancora, su Cantatore dei Tuili, Franco Madaro, forse lo conoscete, a che effetto? E allora, saluto Franco. Questa parola è buon testimonio mio allora. Questa parola la canta e la scrive così, otto. Dunque, otto, otto, otto. Non va bene, insomma. Voi capite che purtroppo noi sardi, non potendo studiare nelle scuole la corretta grafia della lingua, noi scriviamo le parole non così come si devono scrivere, ma così come noi le pronunciamo nelle varie zone linguistiche, che è un problema che è diffuso in tutto il mondo. In realtà, ecco, continuando il mio discorso su questa parola, sia a Bonorfa, sia a Noghedo, sia a Tuili, sia a Tuili, hanno torto tutti e tre, perché la parola non si scrive, si pronuncia come la parola su fonema in greco, in saldo voidu. La parola scritta, come è indicata, badate bene, da tutti i vocabolari che noi abbiamo, grandi vocabolari, ma che mai consultiamo perché non sono adottati, perché nelle scuole non esiste la cattedra di lingua sarda. Bene, questa parola, sia nel porno, che nel spagno, che nel Wagner, 3 grandissimi vocabolari, correttamente viene scritta così, ortu, che è la grafema. Insomma, pronunziamola come vogliamo, a secondo della nostra zona linguistica. Dunque, però, quando la scriviamola come dice il vocabolario, e se no, noi che ti cazzacchi in galera. Errore blu, matita blu, ti do zero. Tanto devo stare attento come di fine lo avrà. A parte il vocabolario, e se no le ho zero. Errore. Perciò lasciamo dunque per esempio che in Tregenta dicano guasiba, sì, diciamo tutto che dare guasiba, ma se dobbiamo scriverlo questa simpatica villaggio tregentese, dobbiamo scriverlo guasilla, perché quello è il fenomeno del betacismo. Dicono anche femmina mabba, ma quando la scrivo dico la scrivo femmina mala, voi leggela come te. È un problema, guardate bene, di tutte le lingue, che tutte le lingue hanno risolto perché loro hanno il vocabolario, perché tutte le lingue hanno la scuola che insegna loro tramite il terrore della matita blu. In Russia, al tempo degli zar, c'erano 120 varianti ortofoniche. 120 varianti ortofoniche. Guardate che in Sardegna andavo in mera, poi Giulio me la può dannare, anzi si può dannare che Dognida ha la sua ortofonia. Ecco perché non ci confondiamo. Dunque, il fatto Lenin, lo poteva fare perché era un dittatore, con un ukase, una parola russa, che vuol dire decreto legge, le unificò tutte, ordinando con queste parole testuali, ecco le sto citando, le ho scritte, ve le comunico. Parla come vuoi, ma scrivi come devi, secondo un'unica legge ortografica. Cioè ci ha fatto capire questo, che l'ortofonia è democrazia, la grafia, la scrittura è monarchica, dittatura, non va bene. Del resto, anche a Firenze, ed è una cosa che tutti sapete, dicono casa. Ma quando scrivono, la scrivono con la C, casa.
commissariati. Diciamo Roma con 4 R. Però quando la scriviamo Roma con una R, Roma, come tenere in Roma. Perché Roma, chi è Roma? Perché a Roma, a Roma. Noi, Roma, va bene, io non posso impedire. Francesco Mario, non è Roma. Magari io 4, ora, voglio dire che è un fenomeno d'ordine generale. Perché sto insistendo su questo fatto? Allora, inte fare, che fare? Sto dierat, come terrei a Lenin, questa lingua sua. Ha scritto un libro, l'ho titolato Gai. Sto dierat, che fare? A mio giudizio dobbiamo unificare appunto la grafia del sardo con una norma ortografica non imposta con un suggerimento dell'assessore della cultura o di Giovanni Lilli, di un convegno, di un'assemblea, di un'accademia. No, in Nicola, questo errore, su altri Nicola, su professore che ha quasi scritto male, dai, e ti segno blu, e tanto cominciamo a imparare, perché abbiamo l'unico rimedio è quello, l'errore viene punito con la matita blu, non certo con un caso leniniano, insomma, no. Ma basta questo. Per fare questo bisogna insegnare il sardo in tutte le scuole. Ogni cattedra di lingua e letteratura italiana deve avere assieme una cattedra di lingua e letteratura sarda. Voi dite, ma certo, ne spendiamo tanto soldi inutilmente. Questo voglio dire, che, ripeto, questo è il compito della scuola. Ecco perché insisto su questo argomento. Se noi non istituiamo le cattedre, ma non a 2 o 3 a cui volontari noi diamo qualche lezione di lingua sarda, possiamo farci da non arriviamo al logo, no, attraverso, sappiamo benissimo, quando entriamo che c'è per legge imposta la conoscenza della lingua di questa malfattata terra, malevalata terra nostra. Ripeto, il fenomeno può stare, se vuole, come fanno a Firenze, sotto il segno dell'anarchia. Certo, non posso impedire ai fiorentini di dire asa. Quando lo scrivi, di mettere con la C. Mentre il grafema, cioè la parola scritta, deve stare per forza sotto il segno della legge. L'errore ortografico, dunque, va subito sotto la condanna del lapis blu. Io ho visto galera, questo maestro, suo professore disegna blu, stamattina blu, che è l'unica cosa. Insomma, tramite una vera legge, non questa legge, che è inutile, insomma, mi dispiace, ma tanto non è compreso, anche se fosse stato qui non avrebbe capito le cose che sto dicendo, perché non sa nulla del problema della cultura. Come sta capitando a tutti gli assessori della regione Sarda, che noi che nulla si deve fare, intendisti, si affidano così a dei consiglieri provvisori. Faccio un esempio, io e Giovanni Lillio eravamo i presentatori di quella famosa legge che per primo e che fu bocciata, indovinate da chi fu bocciata prima di tutto? Da tutti i consiglieri regionali, compresi i consiglieri sardisti, tutti, nessuno escluso, approvarono questa legge. Voi capite qual è la situazione? Oggi ci stanno buttando tutti a pesce su questa disgraziatissima lingua, ma la legge fatta è completamente, a mio parere, inutile. Inutile no, dà un po' di soldi a qualcuno che riesce a infilarsi in questi centri linguistici. Diciamo così. Queste cose mi dispiace che non chiesto, ma qualcuno glielo riferisco. Dunque, insomma, tramite la legge scolastica, tramite l'imposizione di una legge, perché la lingua è legge, come si insegna? Dal 1862 per legge la lingua ufficiale in Italia è la lingua italiana. C'è l'articolo 126 del codice di procedura penale, 6 mesi di galera chi al posto della lingua italiana usa un'altra lingua. Questa ancora non è stata ancora abolita. Questa è la realtà. 126. Me l'ha dato un magistrato, non è che io conosca il codice, me l'ha dato, guarda. E mi ha detto CCP 126. Insomma, tramite la legge scolastica è possibile diventare almeno
noi sardi uniti, perché siamo oggi disuniti anche linguisticamente. Eravamo anche politicamente, con una regios españolos, pocos, locos y mal unidos, che è il nostro destino, disuniti. Almeno linguisticamente, caro Giulio, sto insistendo su questo fatto perché proprio voi all'Accademia non vi siete mai battuti, non solo, ma quando noi presentammo l'Accademia ci tirò tutta indietro. Il professore titolare, pace alla sua che è morto, bocciò un alunno che all'esame di lingua sarda voleva parlare il sardo, lo bocciò perché dice no, la legge dice che bisogna parlare lingua italiana. Faccio il nome, Bonanima, era un amico mio, si chiamava Antonio Sandra, era il tuo predecessore alla cattedra. A questo punto si arriva. I partiti si giravano tutti contro, anche quei partiti che adesso stanno facendo Marimu, contro un partito mandò addirittura una circolare a tutte le sue sezioni di Sardegna per boicottare la nostra legge sulla lingua. Non voglio fare una cosa, stiamo parlando di lingua, non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di un problema che a noi interessa, perché come dice Apolo Mattesiano di Giovanni Dio, 81 anni giunto, amo paghi di stisare, paghi di perare. Stiamo battendo, mentre già sentiamo crescere sopra la testa i cipressi. Ma insomma, prima di tirare quello vorremmo vedere veramente lo studio della lingua sarda nelle scuole sarde, che si studi nelle università sarde la letteratura in lingua sarda, perché non si studia, questa è la realtà. Ora, continuando questo discorso, se no, cara legge, no. Se no, anche sul piano linguistico continuiamo ad essere locos e malunidos. È una legge loca. L'ho chiamata poco fa monca. Loca più di monca. Perché in spagnolo loca che narra de macca. E te capitende però, mentre noi sardi non ne siamo bogende samatta vari in sa battaglia dessa glottologia, sa limba italiotta fa che sa glottofagia, si chiama di sa limba nostra, come si chiama di non tempo sono spagnolo. O sono bizantino, sono romano, tutti sono che sono bene musicali, hanno proibito, la lingua nostra, hanno sempre proibito. Un vescovo di Cagliari, Monsignor Parraguesi, scrive su Resù 500, dice è inutile mandare dei frati spagnoli in Sardegna, perché la lingua è strana. Sto registrando siamo noi, compreso non finisco con il registrando. Sto registrando perché secondo l'arcivescovo Parraguesi noi eravamo stranieri. E certo, allora, come siamo stranieri nei confronti degli italiani? È un problema storico, voi lo capite, questo non è un problema politico, perciò glottofagia, tutto il chiedo di integrare. La lingua nostra sarà una manigata sempre, eppure non si bisogna mai riesce a lasciare manigare. La lingua nostra continua a esistere. Narei a Cudu, disse uno, a un popolo, boisi, li vuol dire alleare tutto, ma se si lasciate questa lingua, questo popolo si deve esistere. Se hai questo popolo, boisi, li lasciate tutto, ma li liave questa lingua, questo popolo non esiste più. E narei ad un attimo, narei so sardoso, quando siamo bioso, siamo tutto manos. S'unico sardo uomo e su sardo morto.